tutti pronti carusazzi. Non siamo né di spadi né di mazzi, Ne carico nel liscio siamo scoppi. noi siamo lui ricoppi. Pensa quando vale Il mondo da un blocco ci annoiamo un po'. Buongiorno, siamo neati. E siamo tutti pronti carusazzi? Sì, signore. Ok. Ospiti dalla Catalla, il duo di coppe. C'è anche lui, vedete, l'altro pezzo io. Ah, ma Ci vediamo dopo. Uno di coppi. Uno di coppi. Uno di coppi. Uno di coppi. Oh, senti, oggi non abbiamo Fabio Formosa, c'è Antonella in Sabella e notevolmente la trasmissione ha acquistato un valore, insomma, che è già subito Tutti felici. riscontrabile, palpabile, tangibile, si può subito toccare, se non fosse che purtroppo adesso abbassiamo un po' il livello, che abbiamo due che sono arrivati così improvvisamente, senza infaccano che entra, strani peraltro, che Strani, uno è strani. strano, proprio strano, di cognomo. Uno ha pure il cerchietto. Che si chiama Diego proprio, ed è strano così. L'altro cecchetto ce l'aveva proprio naturale, nel senso che ormai c'ha una forma di curva ellittica, andava a testa in forma di ranocchio, non so se guardi, infatti l'altra volta andava a testa operano di menisco, andava a testa, strano, è stranissima sta cosa. Gli diamo il benvenuto, si chiamano Duo di Coppe, buongiorno. Buongiorno alla Catalla a tutti, buongiorno signor Castiglia. Ciao Peppe, buongiorno. Ciao Fabio. Ma come Fabio? Ah, non è Fabio? Ma come No. fa? È un po' sciacanciato veramente, vero? Ma non è Fabio Formosa. Vabbè, è Fabio, non è Fabio Formosa è comunque. Vabbè, non cominciamo a mungere, Caruso, non cominciamo a mungere Antonella, che ci sono gli angate per tutto oggi. Ecco, Duo di cozzate. coppe. Intanto benvenuti, buongiorno Diego e Salvo, che stasera peraltro vedrete insieme da Salvo La Rosa. Questa sera c'è la vostra partecipazione all'interno della puntata, che peraltro è una delle ultime, mi pare, dell'anno, no? È la penultima per quest'anno. La penultima dell'anno. Chi ci sarà insieme a voi questa sera lo sapete già? Ci sarà Carlo Canebba, leggevamo sul giornale, Sì. Giovanni Cacioppo Sì. e poi un'altra Barbara cosa. Florio. Barbara Foria. Foria. Barbara Foria, Foria, esatto. sì, dalla Insomma, Puglia. una puntata ricchissima. E Gino Finocchiaro, eh? Ah, pure, E il Gino grande Finocchiaro. Gino Sì, sì, Finocchiaro, la parte aggiungerei. musicale di Gino Lo Finocchiaro. saluto. Beh, cosa vedremo questa sera da parte del Duo di Coppe? C'è ancora Patrix e Matrix? Certo, anche quest'anno Ah, ecco. riproporremo i personaggi di Matrix e Patrix che torneranno nuovamente Alla ricerca del virus. a supervisionare la Famosissimo trasmissione virus. insieme, così come supervisioniamo tutte le Che manifestazioni dove poi, siamo voi in ospiti. realtà siete là appunto per quello, solo perché c'è questo virus che gira, non è che siete stati invitati da qualcuno, vi hanno detto che c'è un virus anche dalle parti del teatro ABC dove si svolge insieme. Questo Esatto. virus cambia forma, si incuba, si inocula sempre Proteggiamo. posti diversi, peraltro è un virus di quelli cangianti, si dice, no? Nel Esatto. senso, come si dice, il virus che piglia Cangevole. amorfo e giustamente prende delle sembianze a volte di cadaveri, altre volte di altre cose. Questa volta che cosa vi hanno detto? È arrivata informazione riservata, Cioè? signor Giuseppe. Riservatissima, Sì, riservatissima. Non la Dovrebbe possiamo dire. prendere La forma di... Diciamo. la forma Diciamo. di una prostituta. È davvero? Spara Veramente? No, nel senso che così come argomento è bello, Sì, geniale, ma quindi stasera voi lo cercherete in questo senso? Stasera noi cercheremo all'interno il del virus teatro sulla ABC. Quindi vi aspettiamo questa sera proprio per seguire le avventure di Matrix e Patrix, che saranno il pretesto del ritorno ad insieme del Duo di Coppe, per far ricollegare le persone a quelli che sono i nostri personaggi che ci hanno dato la possibilità di debuttare l'anno scorso, grazie a Peppe che ci ha fatto il primo passaggio e grazie a Salvo Rosa che ci ha dato la possibilità di essere ospiti in trasmissione. Quest'anno quindi ritorna il Duo di Coppe con Matrix e Patrix, i personaggi oramai conosciuti dal grande pubblico, per poi vederci impegnati nelle prossime puntate anche come Duo di Coppe. Signor Invece, Castiglia, qual è? veda che noi sappiamo che fine ha fatto Fabio Formosa. E dov'è Fabio E ce lo Formosa? do in Sì, cima. sì. Io ho visto Ciccolo. Ciccolo. Era sopra lo sgabello. c'è il no? circo, adesso è Natale, c'è il circo. Bravo, c'era chi che frusta e diceva has e Fabio ci diceva me la sass e che lui has. Ma tu dici che l'hanno impiegato? Praticamente mosso domatore dei leoni e ci stanno facendo mangiare leone di Fabio Formosa. No, io penso che c'erano, Poverino. forse avete capito male, secondo me c'erano a mangiare i leoni con Fabio con Fabio Formosa, Formosa. capito? Vabbè, in ambi Non casi da comunque Fabio Formosa. da
fame non ci morono sicuro. Sicuramente no, perché con Formosa non trovano glutine, cose, ma un sacco di sostanze che mancano perché Formosa non le ha più, però sicuramente c'è che spoppare ancora Sì, in sì, Formosa, sì, ancora c'è chi Poco pigliare. muscolo, però insomma. Ma muscolo zero, non è che. Poco. Beh, però se ci piace Acquarume le uni hanno voglia. Giovanni Cacioppo, Barbara Foria, c'è anche Carlo Caneba e il duo di coppe insieme con Salvo La Rosa questa sera, con Desiree Ferlito che è tornata, peraltro ho visto. Insomma, una bella serata da seguire stasera anche insieme a Salvo e Diego del duo di coppe. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Buona alla Catalla, buon Natale, buon anno a tutti, auguri. Auguri anche a voi. Buon Natale. Auguri.